Allora, ciao a tutti. Prima ho registrato una diretta con Andrea Giannasi e volevo dire a tutti che se trovo l'inquadratura giusta, eccola qui, volevo dire a tutti che ho firmato il contratto per Origami e Origami verrà presto stampato, fortunatamente, dopo tanti sacrifici. Dopo tante peripezie il mio libro sarà stampato, sono molto contenta, vi divertirete tra i personaggi, la trama, la storia, vi divertirete molto. Ci tenevo a fare qui questo video, a parlarvi di questo romanzo perché mi sono legata a Chiusi, mi sono legata alla storia di Chiusi. E ci tenevo tantissimo a lasciare un'impronta, a lasciare l'impronta storica di questo posto. Mi metto anche un più vicino così il viso un po' più. Ecco qua, così potete vedere meglio il viso. E, sì, sono molto felice di questa risposta perché quando me l'hanno detto sono scoppiata a piangere perché dopo tanti sacrifici, dopo tanti anni passati a meditare questo romanzo, dopo tante preghiere, ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena. Sono sicura che il romanzo vi piacerà molto e che viaggerà nelle vostre immaginazioni come è viaggiato nelle mie. Sono sicura che vi terrà compagnia, anche se è un romanzo brevissimo, si può leggere in poco tempo. Sono sicura che vi affezionerete ad ogni personaggio e vorrete rivedervi, bla bla. Vorrete al futuro, vorrete potervi rileggere in ogni personaggio, potervi rivedere in ogni personaggio. Sì, sì, ci tenevo a fare questo video da chiusi anche se le registrerò in serie per ricordare i momenti. Sono per me questi momenti di piacere, sì, piacere intellettuale, ma sono per me momenti di piacere. Mm, Non lo so, penso che solo chi tra noi, dopo tanti stenti, tanti sacrifici, ha potuto raggiungere obiettivi di questo valore secondo i propri meriti, può capire cosa provo, può capire come mi sto sentendo in questo momento. Quindi vorrei farvi partecipe di questa emozione e, e sento che questo è un momento storico sia per me che per voi che leggerete questo romanzo. Sono veramente felice. Vorrei che quando vi immergete in questa lettura potete sentire quelli che sono stati questi miei 10 anni. In ogni rigo, in ogni verso c'è un po' di me e vorrei che sentiste l'amore con cui ho scritto questo romanzo, un amore infinito sia per le biblioteche che per la vita, per i singoli personaggi, e un amore infinito per la scrittura. Quando aprirete il libro, non pensate a me come viso, a tenermi vicina, pensate piuttosto a vedere i personaggi. Spero che si possano vedere in una fiction, chissà, spero che comunque si possano realizzare in qualche modo. E non posso dire molto per chi non ha ancora comprato il libro, spero che potete rassomigliarvi in qualcosa alla protagonista, questa pazzoide che gira e va per il mondo, in questo mondo, che mondo è, che città è? Un romanzo pieno di dubbi, di perplessità che apre orizzonti, che apre riflessioni, cronache, che pone gli accenti sui lati belli, i lati brutti dell'animo e in un certo qual modo della società. Un romanzo che i grandi recensori cosa dovrebbero dire di questo romanzo? Cosa dovrebbe dire un grande recensore, il più grande recensore di questo tempo, cosa potrebbe dire di questo romanzo? È un romanzo breve, un tascabile. È il primo romanzo ed è il romanzo della mia vita. Ne scriverò altri di romanzi, ma come è stato il primo romanzo, l'amore che ho provato per questo romanzo è stato terribile. È stato terribile l'amore per questo romanzo.
E, non solo per questa ragione vi auguro una buona lettura. Comprate questo romanzo, compratelo voi book influencer, compratelo voi lettori, perché ci sono varie motivazioni, perché non è un romanzo di un influencer, è un romanzo di una poeta. È un romanzo di una poeta che ha scritto per fare per fare un regalo a tutti e facendo questo regalo a tutti si è fatta tutti i regali che non ha mai avuto per tutti i compleanni. Perché scrivere è una gioia sì condivisa, ma è anche legata a un piacere. Il piacere che ho provato nello scrivere questo romanzo deve attraversare i vostri cuori e deve farsi sentire, non solo deve fare rumore. eh, Questo pubblico deve essere un pubblico di giornalisti, di amanti, perché no, di persone che dalla prima pagina hanno amato il mio romanzo, dalla prima pagina hanno amato Origami, e hanno sognato con i vari protagonisti, con ognuno di loro, si sono affezionati, li hanno visti crescere, li hanno seguiti, si sono ritrovati. Non solo per questo, Origami è un romanzo fantastico, ve ne accorgerete. Non è solo promozione, questa non è promozione, è la mia vita, è il mio primo romanzo e sì, il cuore mi batte a mille, mi è battuto così tanto che devo prendermi un beta bloccante, però ne è valsa la pena, soprattutto per voi. Ciao. Ciao a tutti, allora si sta realizzando un mio sogno perché desideravo venire qui dove c'è il percorso della Gloria dei Caduti, dove c'è la biblioteca a Chiusi per parlare del mio romanzo. Finalmente ho firmato il contratto, sono molto molto felice dopo una serie di sacrifici vari per scrivere questo romanzo, per ipotizzare i personaggi. Capirete che non è solo un romanzo divertente, è un romanzo complesso dove... una farfalla! Un romanzo complesso dove i personaggi hanno anche delle vite tristi, sono personaggi comuni, è un romanzo che rappresenta le sfaccettature complesse delle personalità. Sono felicissima perché non vedevo l'ora di annunciarlo da qui. Ho aspettato tutti questi mesi, tutti questi giorni ed aprile che sono qui e ho avuto tanti insegnamenti qui a Chiusi, quindi ho preferito non pubblicare su YouTube nessun video di recensioni, ho preferito parlare di me perché è un luogo che ho vissuto profondamente. Ora mi trovo davanti questa vallata, questo panorama che mi resterà dentro veramente per sempre. Vedrete questo video su YouTube giorni dopo, quindi probabilmente non starò più a Chiusi, starò da un'altra parte, ma il mio spirito, parte di me sta qui. Sì, credevo giusto annunciare questa pubblicazione da Chiusi. Leggete il romanzo e commentate. Scrivetene e fatemi sapere quale parte del romanzo preferite, quale parte vi ha maggiormente emozionato, vi ha fatto riflettere, perché i temi sono importanti. I temi sono importanti e ne sono più di uno. Ed è un romanzo scritto anche dopo aver letto le critiche, i siti di racconti, dopo aver letto i giornalisti, quindi non ruota intorno a un solo tema, è un romanzo complesso che ha delle tematiche importanti e in un certo qual modo anche impegnate, sì. Ho preferito trattare delle tematiche importanti perché io sono solita trattare tematiche importanti recensendo anche libri che hanno un certo peso,
E quindi sì, non ho avuto paura di scrivere questo romanzo come primo romanzo perché la mia voce era già impressa, ho aspettato di sentirmi matura a livello espressivo, e non è un romanzo che io ho dato in mano a un agente, non mi sono messa d'accordo con un agente, l'agente non mi ha scritto un romanzo, no, no. È un romanzo che io ho scritto come facevano gli scrittori una volta, come si scrive un romanzo. Mi sono messa lì e ho gettato il sangue e ho scritto il romanzo. Non tutto quello che si vede ai premi e ai concorsi è frutto degli scrittori, no, è frutto di un accordo tattico, alle volte fondato anche su meschinità. Io sono convinta che il mio romanzo, avendolo mandato a degli editori, l'hanno letto altre persone e quindi ho dovuto modificare dei nomi delle protagoniste. In ogni caso, io agisco nel bene. Sono convinta che quanto più do amore più lo ricevo e sono convinta che il senso della vita è donare amore. Sì, sono così buona che mi piace esserlo di più. Quindi ho una piena fiducia che questo regalo al mondo che ho fatto all'umanità venga percepito, capito, e sono veramente felice che finalmente posso parlare di questo momento. Non mi dilungo, capirete che sono emozionata. Ciao! Allora, ciao a tutti, vi sto girando l'ultimo video da Chiusi. E sì, effettivamente adesso se ne sono andati i ragazzini perché c'erano dei ragazzini a giocare, c'erano le famiglie, quindi mi riusciva difficile girare il video, che voi sapete io giro come se fosse una diretta, quindi volevo dirvi, io ho anche il romanzo stampato, non come libro stampato, cioè da me con i fogli, e sì, mi sono aiutata per la scrittura di questo romanzo, meglio dire che ho letto e riletto questi due libri mentre scrivo Origami, Lolita di Nabokov e anche sempre di Nabokov, Ada. Sono a Chiusi da 3 mesi, da aprile. Questo è un momento malinconico perché ho dovuto lasciare le amiche, le colleghe che ho sentito, non ho potuto rivedere degli amici, è un momento molto malinconico. Anche quando sono stata ad Abbadia, vi rimando al video che ho girato lì ad Abbadia, anche quando sono stata ad Abbadia sono stata molto triste, non volevo lasciare assolutamente Abbadia. Ed è più o meno la stessa sensazione, anche se è molto più forte perché a Chiusi sono stata qui da aprile. All'inizio era un po' difficile abituarmi col clima, con la differenza ambientale, poi nel corso dei giorni via via è andato migliorando il tempo. Origami, spero che il prossimo video lo giro con il libro tra le mani che voglio pubblicare entro il 2021, quindi farò di tutto affinché venga pubblicato entro il 2021. E sì, Origami mi dà una continuità, io ritorno a una vita lontana da Chiusi con una promessa forte, con una grossa novità che è quella del romanzo, quindi da un lato mi sento triste di lasciare questo posto, ma dall'altro mi sento felice perché devo imboccare questa strada del romanzo. Vorrei che lo aveste già tra le mani per rendervi conto di cosa parla il romanzo. Non lo avete ancora tra le mani, non l'ho tra le mani nemmeno io, ripeto, spero che il prossimo video potrò girare un video YouTube con il romanzo tra le mani. A Chiusi sono stata molto bene, se andate a vedere le dirette che ho girato su Instagram ci sono delle letture dal mio libro di poesia corsivo, potete trovare delle letture da corsivo e potete anche trovare delle letture che ho fatto, delle riletture di Montale, Saba, a parte la narrativa come Murakami. Sì, perché Montale? Perché alla biblioteca di Chiusi ho trovato un libro, un meridiano del 1984 con dei disegni speciali e sì, mi sento di dire che Montale mi è stato vicino in questo viaggio, in questo soggiorno, in questo periodo a Chiusi. Non voglio dilungarmi, questa è la terza parte del video che vi giro per annunciare la pubblicazione di Origami da Chiusi.
Ripeto, spero che al prossimo video potrò avere il libro tra le mani, o comunque non so se vi registrerò un video della recensione di un libro. In ogni caso sono molto occupata, sarà un'estate molto impegnativa. Non avrò un minuto di tempo, ma so che le persone che mi sono vicine sono in stretto contatto con me, in una compartecipazione continua. Lascio chiusi, grazie alle persone che ho incontrato, grazie a quelli che mi hanno voluto bene, grazie alle lezioni che la vita mi ha dato a Chiusi, grazie Toscana. Come ho detto nel video di Murakami ad Abbadia, la Toscana è una terra in cui io voglio restare, quindi spero di venirci presto e di tornare presto in questi posti. Ciao!